You. Buonasera a tutti dallo Spazio Più Professionisti Imprenditori Uniti. Non siamo in diretta da Napoli, anche se apriamo ricordando Federico Salvatore, un grandissimo cantautore napoletano che ha cantato tutta una serie di incidenti. L'incidente al Vomero era il primo, poi c'è l'incidente in Paradiso, incidente in banca, insomma tutta la serie di un ricco e un povero di Napoli, insomma, che si ritrovano a confrontarsi a causa di una serie di incidenti. Allora, chi vi parla, il vostro spraccazzare preferito Federico, nemmeno a farlo apposta, ho il nome che assomiglia a quello di Federico Salvatore che 2 settimane fa all'incirca ci ha lasciato. Ecco perché ho voluto iniziare con l'incidente al Vomero, che era il primo della saga degli incidenti, insomma. Tanto per farci una risata, visto che c'è questo tempo piovoso che ci ammorba un po' da qualche giorno, un po' anche la vita che viviamo qua, soprattutto in questa radio, quando fa le trasmissioni, poi a volte capita che ci sia sempre qualcuno che debba chiamare l'avvocato e ci siamo capiti. Allora, intanto rammento a tutte le procure d'Italia in ascolto che siamo in diretta da via Carlo Bellero 41 a Milano, quindi il foro di competenza è quello di Milano per gli interessati con l'avvocato facile. Rammento anche a tutti il numero di diretta, lo 0292947222, ripeto 0292947222, così ci confrontiamo un po', visto che qua anche il cielo piange, insomma tante notizie arrivano.
veniamo fuori da un turno di elezioni amministrative molto importanti in cui si è visto di tutto e di più, però gran parte dei comuni finirà al ballottaggio ed è una partita che riparte da zero. Non guardate, ma quello, il candidato del partito degli UFO è arrivato al 49,9, no, negativo passo. Si ricomincia tutto da capo, è una partita nuova, un'elezione nuova. Certo è che chi sta a casa poi non si lamenti se poi la politica che lui trascura, invece di lui si interessa e come. Attenzione, quindi se voi trascurate la politica non pensate che la politica non pensi a voi, soprattutto la politica di un'Europa che non esiste, un'Europa che fa di più, di tutto e di peggio. Ecco, c'era la Rai che faceva di tutto e di più una volta, c'è questa Europa che fa di tutto e di peggio, è un'Europa che si fa zittire dall'Erdogan di turno, è un'Europa che si fa zittire da Volodymyr Zelensky di turno, che nonostante sia capo di un paese che è in estrema difficoltà viene in Europa e dice pure o ci date le armi e i soldi, altrimenti sarete voi a combattere questa guerra per noi. Ognuno la pensi come vuole, certo è che queste minacce non sono belle e comunque se questo enorme continente, questa Europa grande che si diverte a fare la bulla con i paesi come la Grecia, l'Italia, il Portogallo, si facesse rispettare invece di farsi dare gli ordini da chiunque. Questo ci fa pensare, anche se se un paese come la Turchia, che anche loro vanno al ballottaggio, pensate un po' come siamo simili alla Turchia per tante cose, è un'Europa che sta muta davanti al potente di turno che pure fa la guzzina con il paese d'Europa più debole, più fragile, che in questo caso è sempre l'Italia, e poi in Italia trova anche i provincialisti servili del potere, che è il Partito Democratico, che si mette a zerbino di questa gente qua. Beh, sappiate che c'è gente che non dorme per decidere quello che dovrete fare, per decidere le nostre sorti. Noi con Mimo Magnetta, lo Spazio Più Professionisti Imprenditori Uniti, siamo da anni e anni che vi avvisiamo, vi avvertiamo, vi facciamo regionale, vi cerchiamo di rendere partecipi di quello che accade, vi diciamo che o vi interessate voi di quello che vi accade attorno, o non verranno i pompieri o i francesi o gli sloveni a interessarsi di quello che a noi altamente ce ne frega. Quindi ricordatevi che siate il vostro miracolo, cioè siate voi partecipi della vostra vita, è una lotta continua che prosegue, non ci si può fermare un attimo, chi si ferma è perduto. Ecco, oggi è un giorno di detti, chi si ferma è perduto ed era proprio vero il detto. Allora, e anche perché sarebbe bello che ecco, un'altra cosa che mi hanno fatto pensare questo turno di amministrative, rammento che è importante scegliere il sindaco perché è quello che, per esempio, decide se la tua macchina diesel può circolare o meno. Qua a Milano ne sappiamo qualcosa, anche a Roma ne sanno qualcosa. Quindi è quello che decide se puoi andare a lavorare o in ospedale senza prenderti una multa. Oppure quello che decide se hai un'attività, un bar o perché no, fai il commercio sulle repubbliche, se puoi esercitare la tua attività in una certa maniera o un'altra, o non la puoi proprio decidere. I sindaci hanno un potere molto molto forte, i sindaci, le giunte comunali, le amministrazioni comunali, quindi è importante esserci, rammento, perché se non è che se fai finta che non esiste, ti metti la mano davanti all'occhio, quella cosa sparisce. Ricordatevi che la politica di voi si interesserà sempre, quindi siate partecipi. Ecco, allora, dopo la chiamata alle armi, però è anche giusto dire che la politica tutta non si può chiudere nel palazzo, deve stare sempre nel territorio a stringere il polso all'attualità, alle persone. Ecco, bisogna andare nei mercati, bisogna andare nelle strade, nei posti dove la gente soffre, bisogna sempre tastare il polso alla situazione. E vorrei che la stessa politica che si impegna così tanto a fornire armi e soldi all'Ucraina metta metà di questo impegno anche per incontrare il suo popolo, la sua gente. Penso che questo sia dovuto. Al di là degli impegni internazionali o le genuflessioni ai poteri forti che bisogna fare, e che invece secondo me tanto vero questa storia non è, però sapete, io purtroppo ho questa malattia che si chiama populismo che continua ad affliggermi, poi basta che ti giri, abbiamo detto Erdogan o Zelensky hanno dimostrato benissimo che fanno genuflettere loro l'Unione Europea. Quindi così forti, così invincibili, questa Bruxelles, così invincibile questa Bruxelles secondo me non è, ma ognuno la pensi come vuole.
Ok, allora chiudiamo la parentesi di quello che è accaduto, dell'attualità più stretta, per parlare e andare a capire un po' quello che sta accadendo, almeno a livello sia economico che di lavoro. Insomma, sappiamo benissimo che qua la situazione degli italiani è sempre più difficile, denunciamo un'inflazione galoppante a cui non si riesce insomma, a mettere fine, perché è calata poco poco, siamo passati dal 12 all'8%. Comunque è un'inflazione che stiamo pagando noi, prodotta dalla speculazione delle grandi aziende. Ecco, sempre qua, sempre i soliti noi a parlare di cosa? Della direttiva Bolkestein, che purtroppo sembra il governo voglia applicare, Ehm, e poi soprattutto della grande distribuzione organizzata, dei grandi potentati economici, grandi multinazionali che stanno facendo utili da capogiro, perché dovete sapere che questa inflazione, oltre a essere provocata dalla guerra, da certe materie prime che comunque ora costano meno di prima, e chiudo la parentesi, è soprattutto bloccata dal fatto che le grandi multinazionali, aumentando i prezzi a destra e manca, stanno facendo utili da capogiro. E quindi per l'ennesima volta il popolo, il cosiddetto 99%, paga l'arricchimento, l'ingrassamento di quell'1%, e così si rischia di far saltare la pace sociale e anche la democrazia, perché sapete benissimo che se l'1% detiene la gran parte della ricchezza e del potere economico, una democrazia non ha sempre meno senso di esistere. Ecco, la democrazia si basa sul presupposto che ci sia una dignità economica, ecco, una dignità economica corrisposta al lavoro di tutti noi. Non si può sottopagare la gente, non si può affamare la gente, non si può andare avanti con un'inflazione idiota di questo tipo, quando abbiamo sempre là a Bruxelles, ma anche nei vari paesi europei purtroppo, perché è l'Europa che ha questo problema dell'inflazione dovuta a questa guerra che insomma ci stringe un cappio al collo giorno dopo giorno. È una guerra che stiamo pagando in tutti i sensi, però non possiamo pagare la guerra due volte anche con la speculazione di queste multinazionali che si vanno a comprare poi i loro rappresentanti, come abbiamo visto al Parlamento europeo, per quattro soldi. Poi arrivano sempre le minacce di turno dell'avvocato di turno, perché parli qua, parli là, qualcuno si sente offeso. Ovviamente 029294 7222, ripeto 029294 7222, diamo voce e spazio a tutti, perché questa è Radio Libertà, senza filtri né censure. Allora, iniziamo la mia rassegnina stampa, perché purtroppo per voi, oltre a fare trasmissioni da questa radio, pensate un po', quanto in basso è caduta Radio Libertà, che mi concede di fare una trasmissione, no scherzo, ovviamente. Però mi sono selezionato i miei articoletti di cui parleremo, così ragioniamo un po'. Insomma, la Istat, in Italia l'inflazione sale all'8,2% ad aprile, aumentano i prezzi, frenano però i prodotti alimentari. Meno male, la Banca Centrale Europea, che dovrebbe fermare l'inflazione, dicono no, l'inflazione può salire in modo significativo, perfetto, e noi strapaghiamo questa gente che nel frattempo sta provocando un sacco di danni con l'aumento dei tassi, perché non è una questione di tassi, è una questione di speculazione e aumento di alcune materie prime, ma soprattutto di speculazione di grandi multinazionali. Qua, se l'Unione Europea funzionasse davvero, non fosse il tappeto, lo zerbino dei potentati, delle banche, delle multinazionali, questa cosa l'avremmo già risolta, ma tanto qua, insomma, vedete com'è, ecco. Andiamo avanti con le altre notizie. Vodafone verso un taglio di 11.000 posti di lavoro in 3 anni in Europa. Come ben vedete, le notizie sono proprio buone, ottimiste. Qua pensano tutti a investire. È un clima economico, oserei dire, positivo. L'indagine bollette luce e gas, 4 milioni di italiane vittime di truffa. Beh, sapete benissimo quello che accade: quando vi chiamano mettete giù subito, non ci parlate nemmeno, perché purtroppo sapete che addirittura in Italia c'è un margine, cioè c'è un guadagno del 70% per le aziende che vendono luce e gas. Anche qua il mercato è da regolare, ed è l'ennesima liberalizzazione voluta dall'Europa e fatta dal Partito Democratico. Come bello, come è bello. Qua liberalizzano, più è costoso, più è caro, più il servizio fa schifo. Poi appena è un problema, valli a chiamare, valli a cercare, vedi come ti rispondono. Ecco, andiamo avanti sempre con le mie notizzine che mi ero selezionato.
che ora bellissima la tecnologia, questa eccole qua. Allora, insomma, niente, se le solite notizie che arrivano dall'estero e che, non mi interessano. Io nel frattempo mi sono perso la cosa che avevo f mi ero selezionato. Sì, Turchia al testa a testa fra i candidati manda la borsa in rosso. Bonus milionari ai trader di Uniper e Gazprom Germania pagati dai soldi dei contribuenti tedeschi. Sapete che la Uniper è una società che commerciava in gas e che è fallita con l'aumento dei prezzi del gas e ora, insomma, il governo tedesco l'ha salvato e sta salvando anche quelli che hanno fatto, insomma, si sono mangiati gran parte dei soldi che c'erano in questa, impresa che vendeva gas. Quindi pensate un po' ehm come funziona, insomma, una certa economia, un certo tipo di concepire le cose che è sempre più, sbagliato ed è sempre più dannoso e pericoloso per la democrazia, ma pensa che lo vediate tutti, se, ribadisco, un 1% a gran parte della ricchezza decide di comprarsi, i poteri di turno, i politici di turno, le banche centrali di turno e chi ne ha più ne metta, e sapete benissimo che l'hanno fatto e continueranno a farlo. Insomma, è difficile, è sempre più difficile che sia la democrazia. Vediamo anche negli Stati Uniti, no, dove la campagna elettorale di fatto, già prima ci dice chi ha vinto le elezioni, perché il candidato presidente, tranne Trump, ecco, è populista, trumpista, però tranne Trump solitamente negli ultimi 25 anni che è andato presidente, che ha raccolto più soldi in campagna elettorale, è quello che ha vinto le elezioni. Quindi, purtroppo pecunia non olet, ci si può comprare qualsiasi cosa con i soldi. Poi ovviamente i soldi glieli devi restituire, quindi, quando diventi presidente degli Stati Uniti vai in giro a fare guerre in mezzo mondo, armi quello, armi quell'altro. Sapete benissimo il complesso militare industriale, oppure cosa ha combinato, oppure, vediamo con le grandi, multinazionali come Amazon, Facebook, ti inventi, ehm, incentivi fiscali, magari ecologici, perché loro c'hanno solo i furgoni elettrici, e vai a monopolizzare una posizione di mercato e a rendere ancora più ricchi quelli che sono talmente ricchi che non sanno nemmeno dove metterli i soldi, perché questo è e la gente a casa lo sa benissimo. Allora, un'altra meravigliosa notizia ve la leggo perché questa è proprio bella. Clamoroso, la carne in provetta, cioè la carne quella sintetica, produce 25 volte più anidride carbonica di quella d'allevamento. Ripeto, clamoroso, la carne in provetta produce 25 volte più CO2, cioè anidride carbonica, da quella da allevamento, il famoso gas serra. Pensate un po' che ci hanno sempre detto che uno dei problemi sono le scorregge delle mucche, perché le mucche scorreggiano, emettono il metano che è un gas serra. Tanto è dannosissimo il metano, così dicono, e quindi c'è il cambiamento climatico, poi moriamo tutti e tutte 'ste cose qua. Che ci sia il cambiamento climatico, sì, però che, boh, a me qualche dubbio viene, ma evidentemente sono un povero ignorante io. Comunque leggiamo questo meraviglioso articolo che è su Scenari Economici. Uno nuovo studio scioccante sembra suggerire che la carne allevata in laboratorio, detta anche la carne a base di cellule animali o ACBM, Animal Cell Based Meat, potrebbe essere di gran lunga peggiore per l'ambiente rispetto al bestiame tradizionale, capito? Quindi inquinano più loro delle mucche che scorreggiano. Secondo le stime dello studio, se le tecniche attuali fossero sviluppate dimensionalmente per rifornire il mercato, potrebbero produrre da 4 a 25 volte più CO2 rispetto all'allevamento e alla macellazione di animali. L'articolo è stato pubblicato nel Journal Biox Rev, una cosa del genere. Miliardi di dollari di investimenti sono stati specificamente destinati al settore della carne sintetica, con la tesi che questo prodotto sarà più ecologico della carne bovina, spiega lo studio. È vero che la carne allevata in laboratorio elimina la necessità di terra, acqua e antibiotici nell'allevamento del bestiame. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che il clamore suscitato dalla carne coltivata si basa su analisi errate delle emissioni di carbonio. Fenomenali questi, vedete?
come il governo olandese e l'Unione Europea vuole fare, vogliono abbattere gran parte dei capi. È vero, in Olanda il governo ha iniziato a fare la guerra agli allevatori, la gente si è incazzata e ha vinto un partito di agricoltori populisti, ecco, burini come noi, insomma, che arruttano in diretta, e hanno vinto le elezioni questi burinacci per fermare cosa? L'abbattimento di gran parte degli allevamenti che il governo olandese voleva fare in Olanda. Quindi questa qua è una cosa che ce la chiede l'Europa. Evidentemente l'Europa si basa sull'ennesima cagata, o forse a Bruxelles, la Bruxelles che si genuflette in continuazione agli Stati Uniti, alla Cina, a, a Erdogan, a Zelensky quando fa alcune richieste, ecco, invece con noi con la schiena dritta ed è pronta subito a schiacciarci con l'aiuto del provincialismo servile del Partito Democratico e dei posti di potere che ancora occupa, perché questo è. E anche qua ci vuole la capacità della politica di cambiare le cose, di nominare le persone giuste ai posti giusti, perché altrimenti questi pur dall'opposizione continuano a fare quello che vogliono. Bisogna stare attenti perché a quanto pare questa carne sintetica così buona non è. A quanto pare andiamo a devastare una tradizione millenaria, perché penso che l'allevamento sia il secondo o terzo mestiere del mondo dopo quel primo che sapete benissimo qual è, che è in difficoltà ultimamente perché dicono che il Pilo ultimamente non piace più, però così a me pare di sentire, poi magari me sbaglio io. E, vabbè, lasciamo stare sta cosa. Però insomma il fatto l'uomo allevatore lo è dalla notte dei tempi e vedere che l'Unione Europea ci voglia imporre di abbattere tutti i capi di bestiame, di eliminare una tradizione millenaria che da sempre contraddistingue la nostra società, cioè l'allevamento, e si basa su dati sbagliati, fa pensare male, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma si fa sempre bene. E quindi l'aumento dei livelli di CO2, cioè di anidride carbonica, è associato ai combustibili fossili necessari durante i processi di purificazione che forniscono nutrimento alle cellule coltivate. L'eliminazione delle endotossine è fondamentale nella creazione di carne in cultura, poiché i batteri presenti nell'ambiente rilasciano queste tossine. Anche una piccola quantità di queste tossine nel terreno di cultura può impedire alle cellule di riprodursi. La cultura delle cellule animali viene tradizionalmente effettuata con componenti del terreno di coltura che sono stati raffinati per rimuovere e ridurre le endotossine. Beh, vedete che è talmente complicato questo processo che io stesso che ve lo sto leggendo non ci sto capendo una beata minchia. Ecco, vedete, magari qualcuno pensa a casa che io sia intelligente, invece sono il massimo della scemità prestata al microfono di questa radio e vi confesso di non capire il coso. Comunque il processo ve lo leggo, così sembro intelligente, ma non lo capisco. Quindi sono elementi del terreno di coltura che sono stati raffinati per rimuovere e ridurre le endotossine, scrivono gli autori dello studio. L'uso di questi metodi di raffinazione contribuisce in modo significativo ai costi economici e ambientali associati ai prodotti farmaceutici, poiché sono ad alta intensità di energie e risorse, hanno aggiunto. Comunque solo di elettricità costa l'ira di Dio farlo, questo ci sono arrivato. I ricercatori stimano che ogni chilogrammo di carne coltivata produce 246 kg, da 246 kg a 1500 kg, cioè 1,5 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Cioè 1 chilo di carne coltivata produce fino a cioè c'è qualcosa che non va, ragazzi. A Bruxelles questo dovrebbero leggerlo. Non è normale. Sulla base, io penso che nemmeno la peggior mucca scorreggiona riesca a fare cose del genere. 1,5 tonnellate di cacca la farà in 3-4 anni e non in 2 minuti. Poi se qualcuno ne sa più di me di cacca di mucca, 0292947222, poi se no lo chiederò a Google quanta cacca fa una mucca in un anno. Però mi pare strano che per produrre 1 chilo di carne, insomma, è qualcosa di esagerato. Poi se tu conti che la cacca della mucca ci fa un sacco di belle cose, le boasce, come le chiamano a Vicenza, le metti nei campi, insomma, le rendono anche il peggior campo. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, diceva Fabrizio De André. Insomma, il biogas, con la cacca di mucca ci fa un sacco di cose. È vero, il maiale fa i liquami, però da quello che ho capito anche i liquami, se con un certo procedimento, possono diventare interessanti per il terreno. Poi se mi sbaglio 0292947222, una volta qua era pieno di allevatori e forse abbiamo un allevatore in linea. Quindi buonasera, chi è, da dove chiama? Ciao, no, non allevo niente, mi Ecco. chiamo Marco. Ciao. Ma Marco, per favore, quanta Sì. cacca fa una mucca in un anno? Perché ora c'ho sta fissa, voglio sapere quanto caga una mucca.
Non me lo sono mai chiesto onestamente, perché non saprei dirti. È una domanda Sì, interessante, sì. ma non mi chiedo nemmeno quanta cacca fa un essere umano, perché onestamente mi fa schifo. Non lo so, credo che ne produca molta. Comunque, Eh, credo che ne produca tantissimo. Senti, ti volevo dire questa cosa. Posso passare dalla cacca al voto? quello che vuoi. Anche perché fa ragionare molto il voto, secondo me, quindi ben venga, ben venga. No, volevo semplicemente chiedere un tuo parere, ma molto, molto sommessamente così. So che sei anche arguto, per cui potrai darmi una risposta. Io ho visto un netto cambiamento della Lega negli ultimi tempi, molto preoccupata di apparire come moderata. E mi riferisco alla sconfitta, ahimè dolorosa, di Rolfi nella città di Brescia. C'era una opportunità storica, secondo me, ma non solo secondo me, quello di poter prendere un capoluogo importantissimo come Brescia. La Lega ha perso, abbiamo perso, e allora quello che io ti chiedo è, non è che a furia di cercare il voto dei moderati, a furia per esempio di cercare il voto degli immigrati, perché Rolfi ha fatto anche questo. Non era soltanto la Lega a fare questo, perché per esempio dentro Forza Italia c'erano dei candidati per il Consiglio Comunale di Brescia che venivano dalla comunità Sikh, ok? Ora, io capisco tutto, ma una Lega identitaria e un centrodestra identitario che conosce una flessione, ad esempio, nel voto identitario di Lega e Fratelli d'Italia, non dovrebbe farci suonare qualche campanellino d'allarme? No, perché se Rolfi va perfino a chiedere voti alla comunità islamica di Brescia, cioè io qualche domanda me la faccio. Coloro che, pur essendo moderati, comunque votano la Lega per un programma preciso, per un progetto preciso, per una visione della società ben preciso, a quel punto dicono, ma sai cosa c'è? Tra Rolfi e la Castelletti, candidata del PD più altri, non c'è tutta questa differenza. Allora o non voto, o se devo votare per la fotocopia sbiadita della sinistra, mi tengo il centro-sinistra che tutto sommato negli ultimi 10 anni non ha fatto schifezze. Capisci? Quello che ti voglio dire è che ci vorrebbe un po' più di pragmatismo, di realismo e comunque sapere che l'elettore di centrodestra e l'elettore della Lega Nord non è di bocca buona e quindi non è Sì. disposto a berle tutte o a mangiarla tutta. No, parlavamo prima di un certo manufatto. Ecco, non è che siamo disposti a berci tutto, a mangiarci per forza di tutto e a sopportare tutto. È una riflessione che ti faccio, una domanda, una richiesta e mi piacerebbe avere il tuo punto di vista. Allora, Marco, io ti faccio i complimenti perché i ragionamenti sono davvero interessanti. Andiamo velocissimamente in pubblicità e poi torniamo subito per ragionare sulle argute domande di questo grande ascoltatore. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E dopo Bocca di Rosa ritorniamo in diretta noi con lo spazio più professionisti imprenditori uniti che vi parla il vostro sparacazzate preferito, che chiedendo venia a Marco devo dare una notizia flash velocissima. Abbiamo scoperto quanta cacca fa una mucca in un anno. Allora, secondo Ste, un nostro ascoltatore che ci ha contattato tramite Zappa, come dice Antonio Danna, una mucca fa 30-40 kg di cacca al giorno, che fanno 144 quintali di cacca all'anno. Invece Google dice che una mucca fa 35 kg di cacca e ne fa 120 quintali all'anno, ma siccome io sono analogico, non digitale, credo più a Ste. Quindi cari amici ecologisti, sappiate che una mucca inquina molto di meno di un chilo di carne sintetica e ti fa un sacco di cose, fa il latte, fa un sacco di belle cose, il cuoio, carne, e poi con la sua cacca soprattutto si possono fare in agricoltura, insomma tante cose, sapete, si concimano i campi, e il biogas, quindi vedete un po', non c'è proprio storia. E poi non ci dimentichiamo i formaggi, che sono qualcosa di straordinario, e questo detto meraviglioso lombardo che mi ha affascinato da quando sono qua in Lombardia, dal 2014 per la precisione: la bocca non le straca se non la sa di vacca. E quindi oppure non dire al contadino quanto è buono il formaggio con le pere, mi sembra una cosa del genere, non me lo ricordo. Comunque vedete, siamo molto rurali con orgoglio. Allora Marco, mi è piaciuto molto il ragionamento che hai fatto. Allora, in molte cose sono d'accordo. È ovvio che se un candidato di destra fa le stesse cose di uno di sinistra non ha più senso, voti l'originale quello di sinistra. Però è anche vero che Brescia è sempre stata una città un po' catto comunista, catto di sinistra. Pensiamo a Mino Martinazzoli, no? L'uomo che cambia il nome alla Democrazia Cristiana e si inventa il nuovo Partito Popolare Italiano, che è sempre stato di sinistra. Insomma, Brescia è sempre stata un po' in mano alla sinistra. È anche vero che, come ha denunciato Rolfi, il centrodestra ha perso il radicamento nel territorio. Ecco, quella è la cosa più grave: si pretende di virtualizzare la politica. È ragionamento che secondo me è molto interessante che hai fatto. Manca il radicamento nel territorio per la destra e per il centrodestra, e poi sì, sembra che in alcune zone la Lega il radicamento che col territorio l'abbia un po' perso. Magari, e sicuramente mi sbaglio, spero di sbagliarmi, però insomma la Lega, che è sempre stato un partito molto popolare, il partito del lavoro, il partito sociale, eccola. E dove la Lega fa la Lega, che sta con i suoi uomini in mezzo e le sue donne, perché abbiamo tantissime elette Lega in mezzo alla gente, frequentano i mercati, si va ad ascoltare i cittadini. Vedi Treviso, ecco, la Lega vince con il 64%. Quindi la scuola politica c'è, e la politica secondo me si fa sempre nello stesso vecchio modo. È vero che bisogna avere un leader forte. Noi siamo fortunati, Salvini lo è, però oltre al leader forte serve il radicamento nel territorio. Basta vedere il PD, che ha una leader che fa, insomma, non è sto granché, lascia a desiderare, anche se è il mio sogno erotico, è l'Ischlen, qua lo dico e qua lo affermo, però scherzo ovviamente, che se no quella me denuncia. Sì, ora diamo immediatamente la linea, però il radicamento nel territorio fa grandi cose, cioè il fatto che la gente possa riunirsi e parlarsi e agire come un insieme, come un collettivo a livello politico, è una grande cosa, perché questa società ci isola sempre di più uno dall'altro, ci fa sentire sempre più soli. Già lo stare insieme per un obiettivo, per un fine, è una cosa enorme. Così facciamo anche prima. Passiamo immediatamente alla prossima chiamata. Buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao Federico, Marco Crema. Era solamente per puntualizzare, perché hai voluto volgarizzare le cose con le scoregge delle vacche. Allora, il 90% delle emissioni gassose delle vacche esce dalla bocca, perché è frutto della ruminazione, quindi dei batteri che non è il rumine. Esce CO4, che è metano, e comunque anche il fratello intelligente di Prodi, quello lo scienziato di Normitma, ha detto comunque il metano non fa effetto serra, perché nel giro di 12 anni comunque si dissolve nell'atmosfera, non è come la CO2 che invece fa la K. Per cui, per quanto riguarda queste volgarizzazione voluta per le scorreggeri che scorregge, non c'entra niente con l'effetto serra. Ciao, grazie. Grazie carissimo, non sono io a dirlo purtroppo, ci sono frotte di ecologisti, soprattutto in Australia, che dicono che è anche la Commissione europea, questa è
è la peggiore Commissione europea che abbiamo mai avuto. Io sto rimpiangendo l'amico ubriacone di Juncker, Jean-Claude Juncker almeno era sempre bello alticcio. Scherzo ovviamente, che sennò poi arriva la Commissione europea che ci fa causa, quindi se la Commissione europea vuole intervenire 0292947222 o anche il governo del Lussemburgo per difendere Jean-Claude Juncker. Però sappiate che le politiche europee, cari amici a casa, affermano questo, che l'allevamento inquina, l'allevamento fa effetto serra. Andatevi a leggere i documenti che vengono pubblicati e anche quello che scrivono i vari ecologisti, che l'allevamento delle mucche, penso in paesi come l'Australia, produce la gran parte dei gas serra, perché questi signori sono convinti che la mucca che emette emissioni, ecco, io ho detto scorreggia, la mucca che emette emissioni inquini, e quindi a causa delle mucche, a causa della carne di mucca, del latte, dei formaggi che buona parte della popolazione consumano. Ci sono anche gli ecologisti, i vegani, i vegetariani, buon per loro, però il mondo è bello perché è vario. Grazie a Dio ci sono i vegetariani, ma grazie a Dio ci sono anche le persone che mangiano carne e che mangiano i formaggi e le uova, che sono buonissime. Né mi sognerei di andare a un vegetariano e imporre di mangiare carne, uova e latte, né vorrei che un vegetariano venisse a casa mia a dire quello che devo mangiare io. Ecco, il mondo è bello perché è vario, però sappiate che ci sono frotte di ecologisti, nonché la Commissione europea, questa che è la peggiore in assoluto, che fa rimpiangere quella di Jean-Claude Juncker, e chiudo la parentesi, che dicono che allevare inquina e che l'allevamento va fatto eliminare, l'allevamento va fatto fuori. Sappiate che questa è la realtà. La prossima chiamata, buonasera, chi è, dove chiama? Pronti? Allo? Vabbè, questa chiamata che ha un sottofondo meraviglioso. Ecco, finalmente. Pronti? Buonasera. Pronto, ciao Federico, ascolta, io sono Pierluigi da Milano, ascolta, la faccenda delle vacche e la faccenda degli animali per questa gente è semplicemente perché loro, in base a una religione di tipo indiano, non lo so, sono contro l'uccisione e l'uso di qualsiasi animale per qualsiasi cosa, perché secondo loro è l'uomo che deve inchinarsi all'animale e non l'animale all'uomo. Tanto è vero che una signora è andata addirittura dal Papa a far benedire il suo bambino, e invece era un cane, il Papa si è pure incazzato, giustamente. E questa gente qui le studia tutte, poi non è vero quello che dice. Per loro la vita di un orso vale più di quella di una persona, la vita di un lupo vale più di quella di una persona. Sapete che in Italia se toccate un lupo peccate 18 mesi di galera e tutto quel che ne consegue. Che c'è gente invece che riceve danni, spaventi, problemi a causa di questi animali voluti da 4 cretini, me lo permetta, che costringono gente che vive in campagna a sorbirsi queste cose. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Grazie a te carissimo, no, a noi piace ragionare con tutti gli ascoltatori, diamo sempre voce a tutti quando, come si chiama, parlano con il senno delle cose, con senno, ecco, quando parlano della realtà delle cose come stanno, che poi possiamo pensare diversamente, ma è giusto far esprimere le persone senza filtri né censura. Ecco la forza di Radio Libertà. Anche rammento a tutti che siamo sotto dichiarazione dei redditi, che si può fare entro il 20 giugno se non erro. Ecco, se fate un piccolo sforzo che non vi costa nulla, quello di scrivere D43 al 2 per 1000 per i partiti politici, ecco, il D43 è la donazione che si fa alla Lega Salvini Premier, non costa nulla perché il 2 per 1000 è previsto per legge, sono soldi di tasse che invece di andare a Roma vanno alla Lega, e una parte piccolina di quei soldi va anche a questa radio per farla restare aperta, perché qua siamo sempre con l'acqua non alla gola, alle narici di più, se non sopra addirittura, e abbiamo bisogno di soldini per farvi ascoltare questa radio che, pur essendo quella che è, pur ospitando gente come me, mi fa esprimere senza filtri né censure. Ma passiamo subito alla prossima chiamata. Buonasera, chi è, da dove chiama? Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo dalla Calabria, sono Giuseppe. Volevo parlare ancora a proposito delle elezioni amministrative, no? Precisamente di Brescia. Salvini, il nostro segretario, ha detto che la Lega è andata bene, abbiamo preso più consiglieri, più voti, mi pare che non sia così.
a Brescia abbiamo preso 2 consiglieri comunali e comunque la Lega in Lombardia, come a Brescia, come a Milano, è un partito che si avvia al 5%, perché abbiamo Milano all'amministrativo abbiamo preso il 5%, a Brescia abbiamo preso il 7%, uguale a Italia Viva. Mi pare che non sia, quando ai tempi di Bossi la Lega nelle città lombarde viaggiava al 30% in ogni città, adesso il 100% c'è il PD. Certo, non sono molto soddisfatto e penso che i ballottaggi saranno una sconfitta totale per il centrodestra. Beh, il ballottaggio è una partita a parte. Ma non lo so, li perderemo comunque. Vabbè, però si parte da zero. Ai ballottaggi succede sempre l'impensabile. Io mi ricordo Gianni Alemanno. Adesso non vinceremo. Fa lezione Verona dell'anno scorso. Sì, Verona è vero, ma Verona era un caso particolare dove il centrodestra correva uno contro l'altro e Tosi, pur di fare un dispetto a Sboarina, insomma, ha detto ai suoi: andate a votare Tommasi. Quindi la storia di Verona è particolare. Non è che ho detto che il centrodestra le vince tutti o la sinistra le vince tutti, ho detto solo che è una partita 0-0 nuova. E ricordo Gianni Alemanno che all'epoca contro Rutelli partiva 15 punti sotto, nessuno metteva $1, €1, un quartino su Gianni Alemanno e Gianni Alemanno ha vinto le elezioni. Che poi sia stato un grande sindaco o un sindaco pessimo non spetta a me dirlo, perché non sono romano. Io mi ricordo che però frequentavo Roma, a me Roma sembrava meglio, però magari mi sono sbagliato io, chiudo la parentesi. Però il ballottaggio è una partita che riparte da 0 e 0-0 palla al centro, quindi è inutile che diciamo li vince tutti la sinistra, vince tutta la destra. È una legge per i sindaci che funziona tra le poche in Italia, come legge elettorale che funziona molto bene, e spetta alle persone mobilitarsi e decidere se far vincere uno o vincere l'altro. Quanto a Brescia, che io ricordi, ha sempre vinto la sinistra, magari mi sbaglio io. C'è stata pure un'amministrazione di centrodestra. Verissimo, vero, sì, una e non è andata nemmeno un granché bene, anzi governa totalmente male quell'amministrazione che i bresciani ancora la odiano, e questo ne sono sicuro, perché Brescia è 90 km da qua e ci vado, ed era una sindaca di Forza Italia che si è fatta talmente malvolere che la gente non la vota. Come Giustina Destro a Padova, insomma, no? Che era di Forza Italia, che ha fatto brutte cose, brutte cose a Padova. Che adesso abbiamo un candidato, un assessore regionale della Lega, e perdiamo una sconfitta cocente, perché c'è un vantaggio del 13%. Il PD ha preso, quando tutti i partiti del centrodestra, ha 21.000 voti a Brescia su una città di 100.000 abitanti, e io penso che una riflessione seria bisogna farla. Sì, però è una città ad altissima immigrazione, una città dove tantissimi immigrati hanno la cittadinanza italiana, nonché una città di tradizione di un popolarismo di sinistra, ecco, di un catto comunismo, per dirla in francese, in breve parole. Ed è anche vero che la Lega di oggi non è la Lega di una volta, perché la Lega di Bossi era quasi sempre all'opposizione, e là era molto più facile fare risultati, lo posso dire, eclatanti, 1 e 2. Purtroppo governo tanti anni, sì, però è stato anche molto l'opposizione. È l'uomo che fece cadere Berlusconi, è l'uomo che comunque per tanti anni ha tenuto la Lega né a destra né a sinistra. Era un partito che prendeva molto e tutto al nord. E voglio anche dire l'ultima cosa, che a Brescia il Partito Democratico, Brescia città, ha un fortissimo radicamento, mentre questo manca per il centrodestra, manca anche alla Lega a Brescia città, come manca anche in altri posti. Però io voglio chiedere, e quindi questa è una riflessione. Gli imprenditori, e io voglio capire, gli imprenditori bresciani col cattolico, la finanza cattolica che sfrutta gli operai, hanno votato alla sinistra, quindi noi continuiamo a difendere gente che non è dalla nostra parte, che c'ha le banche, che c'ha il giornale ed è contro di noi. Per questo non vinciamo né a Milano, né a Torino, né a Brescia. Semplice. Sì, vabbè, sono 3 casi, uno diversissimo dall'altro, perché Torino è una città con una tradizione. Sono uguali. Non è vero, Torino è una città molto particolare. Abbiamo perso. Lo so, ma a Torino a Torino non ha mai vinto il centrodestra e nemmeno la sinistra. Non vinceremo mai. Lo so, è una città molto particolare Torino. Ma non lo so se è particolare la città o il centrodestra che non fa politica, o probabilmente impostiamo le scelte sbagliate, perché difendiamo una parte che poi non ci vota, può darsi questo pure, perché gli imprenditori,
imprenditori che finanziano i giornali e le banche sono pure imprenditori che vanno a votare, Sì. come votano a Sì, Milano, ma gli imprenditori... Allora, pensi che non hanno votato per noi? io sono un lavoratore dipendente, posso dire che secondo me votano molto di più lavoratori dipendenti e la working class, cioè la fascia lavoratrice, il centrodestra, e la gente ricca, tra virgolette, vota a sinistra. Questo volevo dire. Sì, è vero. E quindi noi difendiamo, allora facciamo una bella patrimoniale che ci facciamo rispettare pure noi. Prendiamo i soldi da chi ce l'ha, vediamo se questi votano a sinistra, nonostante la sinistra parla di patrimoniale, mettiamo una bella patrimoniale, siamo d'accordo anche noi, la facessero loro una proposta e noi l'appoggiamo. Così vediamo questi imprenditori e questi professionisti della finanza, cattolici o benestanti o famiglie del ceto medio, come votano poi. Grazie, ma abbiamo un'altra chiamata in linea, quindi buonasera, chi è, da dove chiama? Pronti? Ecco, potenti mezzi di Radio Libertà che hanno bisogno del vostro aiuto, quindi D43 la dichiarazione dei redditi, che ci aiutate a respirare un attimo. Buonasera, chi è, da dove chiama? Pronto, ciao, sono Leandro da Varese. Sì. Stai parlando di Brescia. Io 15 giorni fa sono andato a fare un giro turistico a Brescia con una società qui di Varese. Sì. Le ragazze che facevano visitare la città, davanti alla città, al Piazza Grande, che la chiamano, vedo c'è la parola, questa è la piazza fascista. Io gli ho detto, come piazza fascista? Non c'è più il fascismo. Questo si chiama piazza fascista. E allora vedi che ce l'hanno nel sangue il fascismo contro, quindi di conseguenza va bene così, dai, non ti arrabbiare più di tanto. Ti saluto e ti ringrazio, ciao. Grazie. Io posso dire che da Brescia non avevo alcuna aspettativa, mi dispiace per chi ci credeva, io Brescia la frequento e posso dire che non mi aspettavo nulla, niente, nada de nada, per tutti i motivi che vi ho già spiegato. Certo è che mi ha fatto impressione vedere molte località che vanno al ballottaggio, ma non bisogna darsi per vinti, perché se ti dai per vinto fai il piacere agli altri, anche perché la storia parla chiaro, il ballottaggio è una partita che riparte da 0-0 parla al centro, e non vuol dire che per forza vanno a vincere loro. Sì, c'è una statistica che dà leggermente in vantaggio alla sinistra, però non vuol dire che ogni ballottaggio è una città persa. Questo vuol dire non conoscere la politica. Se la politica con la P maiuscola va in mezzo alla gente invece di parlare solo di armi all'Ucraina, vedete che i risultati si portano a casa, ok? Io penso questo. Abbiamo un sacco di chiamate in coda, quindi una l'abbiamo già persa, un'altra la passiamo subito. Buonasera, chi è, dove chiama? Allo? Vai, stiamo perdendo tutti. Allora, questi potenti mezzi di Radio Libertà, vedete che ci dovete dare una mano, perché qua il piatto piange e le linee pure. Quindi siamo finiti a parlare di questi ballottaggi. Vi ho detto, sono rimasto deluso anch'io per molte località. Anch'io non penso che non sia una vittoria, insomma, ci sia ancora da combattere, però vorrei che meno parole e più fatti, più pancia a terra, più lavoro, più una politica che torni sui territori a parlare con le persone. Ecco, parlavamo di radicamento, che è quello che fa la differenza a Brescia, che è una città che secondo me è governata molto male, però ai bresciani questo piace. Evidentemente il PD ha un radicamento profondo e nonostante la leadership che ha, che è oscena, riesce a vincere. È un discorso che avevamo fatto già prima durante all'inizio della trasmissione. Però passiamo immediatamente la linea al prossimo ascoltatore. Buonasera, chi è, dove chiama? Sono Albino da Torino. Buonasera Albino. Buonasera caro. Allora, io Torino la conosco non bene, molto bene, ho 78 anni, onde per cui come città non ho problema di non conoscerla. Però il discorso è quando si parlava dei partiti, quando si parlava del governo di Torino. Torino ha avuto un'amministrazione democristiana negli anni 70 all'inizio, quando c'era il sindaco Porcellana, poi sono poi arrivati sindaci tipo Novelli comunisti, poi sindaci Partito Socialista Italiana e poi sempre praticamente di sinistra. Perché? Perché Torino è una città fondamentalmente operaia, una città triste, una città grigia, dove si usciva al giovedì sera, al sabato e alla domenica non si usciva più perché il lunedì si andava a lavorare. Il 90% del denaro che circolava in Torino, diretto ed indiretto, proveniva dalla Fiat.
Quindi Torino è una città dove la gente si sporcava le mani e lavorava, e ovviamente purtroppo molta parte della classe operaia, con tutto il rispetto, era composta da una massa di ignoranti e zotici. Il primo fesso che arrivava e diceva compagni, dobbiamo i padroni eccetera di tutti i colori, no potere operaio, il potere operaio eccetera eccetera, logicamente questi andavano dietro e poi votavano comunista. Però Torino, finché ha avuto delle amministrazioni comuniste, non è che sia andata poi molto avanti, non sbagliamoci mai. Purtroppo è così, quindi Torino c'è niente da fare, difficilmente arriva qualcuno diverso, perché lo zoccolo duro dei sinistri a Torino è uno zoccolo che non si può togliere nella maniera più assoluta e totale. Dovrebbe venire una rivoluzione culturale, ma questa a Torino non arriverà mai, anche se ormai la Fiat è praticamente scomparsa, perché non c'è più. C'è un ufficio alla Stellantis che vende le macchine. Comunque Torino è questa, città grigia, città veramente grigia. Verissimo. E triste. Vero, ci ho vissuto Quindi anch'io ti 2 saluto. anni. Ho Ciao, vissuto anch'io ciao, 2 anni a ciao, Torino ciao. e la conosco molto bene, grazie Albino. E do totalmente, aderisco totalmente all'analisi che ha fatto Albino, è davvero molto... È vero che la gente si sveglia la mattina prestissimo per andare a lavorare, ha ancora i ritmi da città operaia, trovi traffico alle 7 del mattino, come è vero che la sera non c'è nessuno per strada, cioè è molto particolare come città, e dove i partiti di sinistra hanno un forte radicamento, dove c'è una famiglia che comanda, quella famiglia è la famiglia Agnelli, che nonostante abbia chiuso gli stabilimenti, che Mirafiori sia vuota, continua a avere insomma le mani sulla città, a muovere qualsiasi cosa, sport incluso, perché rammento che lo Juventus Stadium ha avuto problemi di collaudo per anni e anni e anni, e mai nessuna amministrazione comunale si è sognata di chiudere oppure dire alla Juventus: tu in uno stadio non collaudato non ci giochi. Però queste sono altre storie, è così. Certo è che una famiglia sola che comanda tutta la città fa impressione, tra le poche città in Italia dove questo accade. In questo caso a Torino questo succede ancora oggi, anche se la famiglia ha cambiato nome, ora si chiama Agnelli Elkann. Insomma, è una città molto molto strana, molto molto particolare Torino. Allora, continuo con le notizie che mi avevano interessato, così andiamo in chiusura, anche perché manca pochissimo. Stati Uniti, primo caro degli acquisti con le carte di credito in 2 anni, crollo dei redditi alti, cioè stanno insomma anche la classe medio-alta sta accusando un periodo di difficoltà economica, la recessione è sempre più vicina. E poi un'altra notizia che mi ha fatto impressione è il Regno Unito, cioè l'Inghilterra di Carlo III, che Dio lo conservi. Sempre più cittadini dipendono dagli aiuti alimentari pubblici. Il Regno Unito che fa debiti, che fa di tutto e di più per sostenere, è il secondo paese che sostiene l'Ucraina a livello di aiuti economici e di armi. Anche qua puoi affamare il tuo popolo per comprare armi. Io sono vecchio stile, dico che prima arriva il mangiare ai miei e poi le armi per gli altri, però evidentemente non vado più moda in questo mondo digitale. Quelli analogici come me sono destinati a essere messi al margine. E però insomma, cara Inghilterra, dai prima da mangiare ai tuoi uomini, permetti alle tue famiglie, alle tue uomini, alle tue donne, ai tuoi binari non binari di mangiare, e poi compri tutte le armi, le pistole che vuoi per fare le cose che più il Regno Unito aggrada e interessa. Insomma, è una situazione difficile, chi l'avrebbe mai detto? Dico io, e quindi dopo questa meravigliosa chiacchierata che ho fatto con tutti voi, vi ringrazio perché questa radio va avanti grazie agli ascoltatori. Rammento ancora l'ultima volta che siamo in dichiarazione dei redditi sul modello 730, non costa nulla, la voce 2 per 1000, scrivete D come dromedario 43. Donate i soldi alla Lega per Salvini, non vi costa niente perché è il 2 per 1000 dell'IRPEF, cioè delle vostre tasse, che viene destinato, quindi è a costo zero, è anonimo, non è che l'agenzia delle entrate o la finanza viene a darvi la caccia perché avete fatto il D43, avete donato questa piccola parte delle vostre tasse, cioè non è una cosa in più, è già tasse che pagate, solo che le destinate ad altro, e una piccola parte di quei soldi che donate aiuta questa piccola grande radio che nonostante tutti, nonostante gente come me che che conduca trasmissioni, vi dà la possibilità di intervenire e di ragionare con noi. Dallo spazio più professionisti imprenditori uniti e dal vostro sparacazzate preferito è tutto. Vi ringrazio per ascolto, vi ringrazio per essere intervenuti numerosi, vi auguro una buona serata e un buon ascolto sempre qua su Radio Libertà. Grazie al monumentale Giulio Cesare Carnelli che ha reso dalla regia tutto questo possibile. Ciao!
Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Oh, 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 già si sentono tuoni aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà, cambierà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà è tutto pronto.